Buonasera a tutti, oggi è lunedì 8 luglio e con oggi sono 47 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la ormai arcifamosa gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. E con oggi sono anche 20 giorni che non tocco cibo. Come sapete ho intrapreso uno sciopero della fame reale e il mio corpo comunque in qualche modo sta continuando a rispondere e non so veramente come sta succedendo, ma succede. Sarà forse per la forza delle mie ragioni che mi tiene su, o magari siete voi dall'altra parte che mi trasmettete questa energia che mi sostiene. So che siete in tanti a volermi bene, so che siete in tanti a sostenermi e vi ringrazio perché eh, evidentemente questa energia che avete mi arriva perché devo dire la verità, io oggi mi sento proprio bene. È vero anche che ho dormito 6 ore di seguito, che qui sopra non è una cosa, un dettaglio, è una gran conquista con dormire 6 ore di seguito. E quindi questo mi ha rimesso veramente a nuovo. E, sono dimagrito ovviamente, insomma, sono arrivato qui su che avevo 80 kg e sono alto 1,82 m e adesso come vedete, cioè io tutta sta roba che addosso mi stava stretta, adesso ci ballo dentro e va bene, insomma, questo non vuol dire niente, vado avanti lo stesso, io non mi fermo. E, dal punto di vista istituzionale e politico non ci sono grosse novità, tranne che ci sono stati continui dialoghi con politici del nostro governo e di questa città. eh, che in qualche modo stanno dimostrando di voler, almeno a parole, di voler dare una mano, darsi da fare. Ormai questa cosa agghiacciante che sta portando avanti irresponsabilmente questo nostro sindaco è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi ormai anche di migliaia di cittadini e triestini italiani che stanno seguendo questa vicenda sempre più sconcertati e attoniti, veramente non si sa più cosa dire, cosa pensare di questo uomo, di questo sindaco che ormai si è trincerato dietro questo leitmotiv da dispensare alla gente come se fossero veramente dei bambini diversamente intelligenti, no? E questo è sgradevole, no? Perché è come se offendesse l'intelligenza della gente e questo non si fa perché lui pensa di avere a che fare sempre con un popolo di ritardati, ma non sono tutti ritardati, c'è anche un sacco di brava gente, onesta, intelligente, che non può accettare discorsi del tipo se è lassù è perché l'ha scelto lui. È evidente che non l'ho scelto io, no? E se sono qua su è perché il sindaco mi ha indotto, giocoforza, a rischiare la mia vita per indurlo a rispettare gli impegni che aveva preso con me, degli impegni importanti. Come sapete, la mia impresa è stata chiusa, prima paralizzata e poi chiusa, paralizzata per anni. Proprio a causa della loro inerzia, la loro incompetenza, le loro furberie, e questo il sindaco lo sa molto bene, e come sa molto bene gli impegni che aveva preso con me, tutte cose ovviamente registrate. Quindi il sindaco si è reso totalmente indifendibile poiché ha avuto anche un invito pacifico da parte mia
di un confronto faccia a faccia, no? Visto che lui è così forte di queste affermazioni che veramente lasciano, cioè dici ma è possibile che un sindaco possa veramente rispondere così alla gente? E queste sono è la situazione in questo momento. Noi ci auguriamo soltanto che adesso si faccia avanti il nostro governo del cambiamento, quel governo a cui molti di noi hanno riposto la loro fiducia e, quindi adesso dopo 47 giorni ci auguriamo che veramente si muovano anche loro, perché nei confronti di questo sindaco che ormai veramente si è reso indifendibile sotto gli occhi di tutti quanti, no? Di cittadini, di molti politici anche, no? Io parlo con i politici, rimangono tutti a bocca aperta, sconcertati da questo atteggiamento così scellerato di questo sindaco. E, niente, noi andiamo, io vado avanti, sicuramente non demordo, magari lui spera che io mi stanco, io so che lui è convinto che io prima o poi mi stancherò, ma non ha capito che io non mi stancherò mai. E le persone che mi stanno vicino non si stancheranno mai, anzi, se succede qualche disgrazia sarà peggio per lui, perché tutte le persone che mi stanno vicino veramente a quel punto gli salteranno la gola, no? Perché questa cosa l'ha fatta precipitare lui, è stato lui colpevole di tutto di questo schifo che ha messo, che ha regalato alla città, no? Perché sta regalando alla città un esempio di miseria umana, di squallore, di crudeltà che è veramente sconcertante. Quindi, quindi niente, andiamo avanti, siamo forti delle nostre ragioni. Il sindaco si è autodichiarato colpevole, non rispondendo al mio invito e all'invito del direttore di Tele4 Baciali a un confronto faccia a faccia, e quindi andiamo avanti e vediamo cosa succede. Noi siamo fiduciosi e quindi non abbiamo paura. Un abbraccio a tutti e buona serata a tutti. Purtroppo stasera non ci sono tramonti, è tutto nuvoloso, anzi speriamo che non ci siano temporali. Alla prossima.